Questo è un autentico paradiso per chi ama le ciliegie, siamo a Marsanne di Marostica, ma questa volta le ciliegie dovranno aspettare, ma soprattutto dovranno aspettare gli amanti delle ciliegie, perché gran parte del raccolto andrà perduto. Queste sono le precoci, la varietà Bigarò, dovrebbe cominciare la maturazione adesso, però come vedete fra Moniglia, la pioggia che ha fatto tutte queste spaccature e stanno maturando male, perché una rossa, una rosa e le altre crude, è proprio dalle temperature che non maturano bene. Quest'albero in percentuale quante ciliegie si salvano? Qua? Sì. Qua un 5%. Dal punto di vista del consumatore, quindi ciliegie ce ne sono meno, magari meno scelte e probabilmente costeranno di più. Beh, probabilmente è così, tanto più che anche le cosiddette rassegne che erano in evidenza in quest'ultimo fine mese di maggio e primi di giugno sono un po' a rischio, un po' a repentaglio, perché effettivamente il prodotto nell'area marosticense dobbiamo proprio contarlo con le gocce. Questa è la ferrovia, varietà ferrovia, non si è salvato niente perché le stanno abortendo tutte quante e siamo nella stessa situazione delle precoci, diciamo. Ah, quindi non è dici ci recuperiamo qualcosa con il tardivo? Difficile. Quindi anche per i duroni? Anche per i duroni sarà una stagione molto difficile. L'unica è l'assicurazione, perché i fondi di solidarietà sono stati tolti ancora anni fa, con le grandinate, quando c'erano grandinate oppure alluvioni. L'unica è assicurarsi, fare l'assicurazione. Che immagino costino un sacco di soldi. Ma non tutti la fanno. È proprio quando le cose non vanno bene che ci si rende conto di quanto sia importante il lavoro della terra, i frutti e in questo caso l'oro rosso, e quando non lo avremo, come in questo caso, che ci si rende conto di quanto valga.